Buongiorno, oggi vi prepariamo i bucatini alla norma. La norma in Sicilia ha diverse, sfumature. Io ho voluto mettere anche del mio, ad esempio, distanziandomi un po' dall'originalità, quella più originale, che usa mettere la melanzana fritta a fette sulla pasta, condita con la salsa di pomodoro fresco, e in questo caso io ho usato i pomodori di Pachino, e quindi la uso mettere la melanzana a cubetti fritti. Così in questo modo si riesce ad amalgamare di più alla pasta e in ogni forchettata si riesce ad avere il gusto della melanzana che sposa bene sia con la salsa che con la pasta. E proprio parlando di pasta, c'è chi la usa fare con i cavatelli, chi la usa con gli anelletti. In questo caso io ho voluto usare i bucatini, un'ottima scelta di pasta di grano duro, che riesce a dare, secondo me, il meglio di se stesso con la norma. Andiamo a elencare gli ingredienti. Quindi i bucatini di grano duro, la melanzana, i pomodori di Pachino, la cipolla, l'aglio, il basilico, del peperoncino e per finire la ricotta salata. In questo caso abbiamo usato una ricotta salata vaccina e non ovina, come magari si usa di più nelle zone di Palermo, di Catania e del centro Sicilia. Adesso cominciamo con la preparazione della salsa di pomodoro. Angelo sta schiacciando l'aglio, e questo è un aglio, non è un aglio comune, è l'aglio rosso di Nubia, dalle zone del Trapanese. È un aglio molto particolare sia per il gusto che per le proprietà nutrizionali, infatti è ricco di aglicina. E poi la preparazione, c'è la raccolta di quest'aglio in particolare, perché viene raccolto nei mesi estivi e poi viene fatto asciugare, ancora legato a trecce nei campi, e dopodiché viene commercializzato. Quindi l'aglio, poi si aggiunge la cipolla, si mette un po' d'olio extravergine, un pizzico di peperoncino, in questo caso del peperoncino rosso infornato e poi sgretolato, e mettiamo ad imbiondire sul fuoco. Il pomodoro che sta usando Angelo è il pomodoro di Pachino, pomodoro con alte Brix, sono i valori di dolcezza. In questo caso sto tagliando in quattro perché vuole facilitare la cottura per una cottura molto più espressa. In questo caso riesce a buttare fuori tutta l'acqua che ha, poi con l'aggiunta del sale si accelera questo processo e si cerca di fare una salsa veloce per non, portare via tanta nutrizione a questo pomodoro. Bene, abbiamo aggiunto un pizzico di sale, adesso verranno spezzettate delle foglie di basilico, e poi coperto a fuoco lento per circa 20 minuti. In questo modo il pomodoro rilascerà tutti i suoi liquidi e darà modo della cottura della salsa. Dopodiché verrà passata e siamo pronti per condire la pasta. La norma tradizionale magari si presenta con le fette di melanzana fritta, che magari danno un senso maggiore di estetica, però secondo me meno senso pratico poi a mangiarlo. Quindi magari a me piace utilizzarlo in questo modo. Quindi Angelo adesso procederà alla frittura e poi la aggiungeremo ad insaporire la salsa di pomodoro che abbiamo fatto prima. Bene, adesso tiriamo fuori la melanzana. Appena una doratura all'esterno ed è ancora con una giusta consistenza all'interno. Adesso questa qua aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro.
salsa di pomodorini che abbiamo fatto prima l'abbiamo frullata con un frullatore a immersione e adesso la passiamo in padella. Qui aggiungiamo una parte di melanzane. Queste qua ce le conserveremo per metterle sopra. E facciamo cuocere per circa 4-5 minuti al massimo. Nel frattempo possiamo mettere a cuocere i bucatini che hanno bisogno di circa 12 minuti di cottura. Bene, adesso mettiamo a cuocere i bucatini. Abbondante acqua salata in ebollizione. Diamo una rimestata iniziale e poi dopo 10-12 minuti, secondo i gusti, magari per la cucina italiana 10-11 vanno già benissimo, e dopodiché vanno saltati con la nostra salsa. Bene, adesso siamo pronti, passiamo al condimento. L'importante è fare amalgamare bene il sugo. Bisogna farle insaporire per 1-2 minuti al massimo, saltandolo. Adesso siamo pronti per l'impianto. Bene, adesso passiamo ad impiattare. Io sabato si chiama Allegra Cori, beato quale bella la moglie, o la bella ci porta i rinari. Andiamo ad insaporire con della ricotta salata. Ed un tocchetto di basilico. Ed è pronto. Adesso buon appetito. L'amore che mi resti te lo torno.